Buongiorno a tutti amici, eccoci qua di nuovo con una nuova puntata di Arte e Cultura E, sempre qui su Veneto Globe. Grazie mille, grazie a tutti che ci seguite così numerosi. Oggi, come vedete alle mie spalle, ho un quadro, quindi la nostra puntata sarà sulla pittura. Non solo sulla pittura, ma anche sulla scrittura, perché il nostro ospite, oltre a essere pittore, è anche uno scrittore, oltre a essere un docente. Ma ve lo svelerò dopo la pubblicità. Eccoci tornati. Allora, io tra pochissimo mi collego con il mio ospite. Nella mia carriera, come si può dire, o esperienza di pittrice, ho conosciuto vari maestri, vari pittori, vari scultori, tanti artisti che ho ritenuto comunque persone anche di un certo tipo di spessore, carisma, capacità. E molti mi sono rimasti impressi, tra cui anche il nostro ospite, nonché Massimiliano Camarata. Ciao Super Vale, ciao. Ciao Max, grazie per essere qui con Ciao, noi. grazie di avermi pensato e soprattutto invitato. Ma figurati, è un piacere averti qua. Poi quando si Anche parla per me. d'arte mi piace avere con me persone di un certo tipo che possono anche raccontare qualcosa, essere interessanti, comunque, che hanno una loro storia, perché io considero i tuoi lavori validi, belli, a me piacciono, quindi siccome mi suscitano un'emozione, è giusto anche Vabbè, mostrarla anche agli mi fa, altri. mi fa piacere, mi fa Hai, piacere, Vale. hai visto che bello il tuo Tra quadro qui alle l'altro, mie spalle? quello che ti ho suggerito io te l'ho fatto vedere anche dal Hai vivo, visto? e Hai ce l'ho visto? anche qua. Te l'abbiamo messo per te. È una bella scelta. Eh sì, ci sta bene proprio. Ma volevo dirti, te, dove nasce questa tua, come si dice, passione per la pittura? Ma no, difficile parlare della mia passione per la pittura. È nata progressivamente. Una decina di anni fa, se no tosto qualcosa in più, mi sono cimentato e poi piano piano ho scoperto che mi piaceva farlo. Tutto qui. Io provengo del resto dal liceo artistico, quindi non sono nuovo né al disegno né all'arte, eh, quindi ricordo la mia primissima tela, che se non erro dovrebbe essere appesa proprio qua. Ecco, non so Spari. se riesci a vederla. Ci sono dei gabbiani in Ah, eccola là. alto. No? Riesci a Ah vederla? sì, No. eccoli là, l'ho vista, l'avevi appena Esatto, passata. esatto, l'hai vista, perfetto. E niente, da lì non mi sono più fermato praticamente. Bravo, bravissimo perché è importante, è una cosa bella, una dote, perché comunque un'espressione artistica ce lo sentiamo dentro, quindi la voglia di esprimerci, la voglia di buttare il colore sulla tela è una cosa che si nasce con questa volontà, con questa passione, quindi bravo chi riesce a riconoscerla e riesce a portarla avanti come te, perché a parte che tu oltre ad essere pittore sei anche scrittore, quindi complimenti oltretutto anche per questo. E Ti poi mostro tu, uno se non strumento del sbaglio, mio... Una spatola. eh sì, Sì. cosa fai con quella Sì, ti spatola? mostro in anteprima. Questa è una delle tante spatole che utilizzo. E cosa fai È con un quella tipo di spatola? spatola. È il tuo Poi c'è strumento di lavoro? quest'altra. Uno dei miei tanti strumenti. Poi c'è quest'altra, quella più piatta. Ah, Sì. ok. E poi ci sono i vari pennelli. Quindi ho il piacere di farti venire qua nel posto, cioè, oddio, ho il piacere di farti vedere proprio il posto dove credo. Quindi, Molto volentieri, molto volentieri. Tu usi tanto la spatola con i tuoi lavori, almeno come posso notare. sì, la uso molto. La uso molto, anzi, i primi tempi tendevo addirittura ad abusarne. Ora Sì? invece la uso anche, ho affinato la tecnica, quindi con la spatola ci faccio cose particolari, come per esempio asportare colore. Una volta invece mi piaceva proprio spalmare e basta.
È bello, sì, a parte che tu provi un po' tutto, quindi come artista ti piace sperimentare, vedo i tuoi lavori, i colori, proprio l'esplosione, quadri bellissimi perché proprio anche su una stanza danno proprio senso di respiro, senso di... sono molto belli, veramente belli i tuoi, infatti adesso ne faremo girare qualcuno particolare perché meritano, danno una bella sensazione, insomma, almeno le emozioni che provo io, poi dipende anche dalle persone che sono a casa, quindi diamo modo anche loro di conoscere la tua pittura e quindi di È un seguirti modo poi. di, sì, perfetto. Infatti è uno sfogo di quello che si ha dentro, e liberi energia in un certo senso. Esatto. Infatti ti senti stanco dopo averlo creato, ti senti come se avessi fatto quasi attività fisica, ecco. È bello perché comunque butti fuori e lo vivi proprio con l'anima. Questo è proprio un vero, è il Esatto. senso proprio, vuol dire che ce l'hai proprio dentro come passione. È bella, molto bello quello che tu hai detto. Anche perché è bello far vedere anche agli altri quello che noi abbiamo, quello che noi trasmettiamo, perché nei nostri quadri le persone vedono una parte di noi, vedono quello che noi non mostriamo a volte, no? E poi vedono anche quello che io non dico, questa è la Esatto. cosa più bella. Quindi l'arte quando non è se non è condivisa non c'è piacere, quindi diventa tutta una cosa sterile fino a se stessa. Esatto, come si dice, ciò che non riesce a dire a parole lo dice attraverso un'arte, attraverso un quadro. Esatto, e lo dico attraverso un quadro, sì. Eh sì, è importante, è Poi ho bello ed cominciato è un a senso esternare questo. anche attraverso la scrittura e quindi poi altra storia. Eh, E quindi qua mi tu pare che poi, se non sbaglio, tu sei palermitano, vero? Se non erro, tu originariamente, sei palermitano e... come origini lo sono, anche se poi vivo a Esatto, Catania. e so che nel 2018, se non sbaglio, Palermo era la città dell'arte, era dedicata, era diventata, era stata eletta città d'arte. Sì, infatti mi avevano invitato a partecipare a una rassegna che si Mi Italia ricordo. dell'arte. C'era infatti ce l'ho ancora, l'aquilotto di questo simbolo di questa rassegna. Sì, i vostri posti, diciamo, sono molto ricchi d'arte e comunque di manifestazioni, quindi curano molto proprio quell'aspetto e danno molta importanza e valore proprio a tutti gli eventi artistici, alla pittura, a noi artisti, perché um, io seguo, quindi vedo molte mostre lì. Dovevo fare una mostra anch'io a Palermo, che poi alla fine non l'ho più fatta all'epoca con Vittorio Sgarbi, quindi eh, le tue zone sono zone molto artistiche, come si suol dire. Ma Sì, la tua scrittura, parlando di e vedi scrittura, più perché tu sei artistica Palermo o scrittore, Catania? Cioè, scusa se te lo chiedo, cosa vedi? Vedi più artistica Palermo o Catania? Mm, oh beh, mm. io ho visto tanto Palermo artistica, però anche Catania diciamo, non disdegna, anzi è importante molto anche quella dal punto di vista dell'arte. Sì, anche perché Sgarbi collaborava, o forse collabora ancora con una di quelle Esatto, con proprio per quello. associazioni Anche culturali con di Serra di Palermo. Sì, Falco. sì. Esatto, proprio con loro, sì, sì, Eh proprio con sì, loro. esatto. E allora Palermo è rimasta più nel segno, come si dice, quella con cui io magari interagisco di più con le persone interessate. E quindi abbiamo collegato, no, dove che l- le tue origini e le abbiamo abbinate all'arte, diciamo, ecco. Però oltre all'arte pittorica tu fai anche l'arte della scrittura e quindi è un altro dono che hai. Hai fatto 3 romanzi, se non sbaglio, più hai fatto anche un libro E autobiografico. il primo l'ho ambientato a Palermo, quindi non è un Vedi. caso che tu ne stai parlando, che ne stia parlando. Mm. Quindi E- casca proprio a fagiolo. vedi che c'è sempre un collegamento, un nesso. C'è sempre un nesso. Esatto. Ma tra i tuoi libri, i tuoi romanzi, c'è uno che preferisci di più di quelli che hai fatto? Beh, allora io mi stanno a cuore tutti e tre, per tre motivi diversi, ognuno poi mi romanzo ha la sua storia, ma l'ultimo è quello che mi sta a cuore più di tutti. Quello più lungo, ma è anche quello più emozionante, quello più bello, quello più intenso, quello che ha più storie, più colpi di scena, insomma, non so come dirtelo, E sarebbe l'ultimo che hai scritto? sì, l'autore è scomparso. Ok. La trama, brevemente, anche per le persone che ci stanno guardando da casa. Sì, sì, tutta l'idea è nata
dalla protagonista, che è una ragazza di 30 anni, un po' annoiata perché si è appena lasciata col suo fidanzato, che ritrova per caso una vecchia registrazione e si ricorda che praticamente questa registrazione risale a 5 anni prima. Una canzone registrata in maniera così amatoriale gliel'aveva dedicata un suo ammiratore 5 anni prima che frequentava la sua stessa palestra. Solo che lei all'epoca questa canzone non l'ascoltò molto bene, era presa da tutt'altra cosa, quindi da tutt'altra situazione. A distanza di 5 anni riascolta questa canzone con orecchie nuove, quindi con spirito nuovo. Ah, interessante, bello. Da un modo nuovo di rivedere la vita, no? Di rivedere anche il passato. Capita che quello Interessante. che noi riascoltiamo dopo tanti anni, o rivediamo tanti anni, lo vediamo in un altro modo. È E diciamo, vero? cavolo, ma a me è bellissimo, come mai 5 anni prima, 5, 6 anni prima non sono riuscito a coglierne tutta la bellezza? È capitato anche a me, penso che capita anche a te, Vale. Certo, sì, sì. È capitato, sì, capita sicuro, capita ancora anche agli altri sicuramente, perché a distanza di tempo gli stessi ricordi o anche uno stesso profumo, uno stesso suono, a un'altra, a distanza, col passare degli anni, si modifica anche il ricordo nella nostra mente, quindi magari ha un ricordo più dolce a volte o cambia totalmente, a volte anche un brutto ricordo può anche un po' modificarsi durante il tempo. Quindi credo sia un buon libro da consigliare perché un po' ci prende un po' tutti, no? Esatto, è quest'autore che lei non vede, non vede più e non sa come rintracciarlo, quindi all'inizio comincia a cercarlo nei social, anzi comincia a fare alcune telefonate per vedere se qualcuno si ricordasse di lui, cioè, amici in comune che frequentavano la stessa palestra, poi lo cerca nei social, ma senza successo. Il destino però la metterà piano piano attraverso una serie di episodi sulla giusta strada, ecco, mettiamola così. Inizialmente sembrano due vicende scollegate, ma presto saranno destinate, come io racconto nella trama, saranno destinate a incrociarsi. Quindi Bello. praticamente la sua vicenda si incrocerà con quella di un altro ragazzo, un certo Claudio. Claudio ha lavorato per un po' di mesi fuori, in Abruzzo, come dice, ma dopo 6 mesi ha sentito il bisogno di ritornare a Catania, la sua città, non ce l'ha fatta più a stare fuori, ecco perché per un motivo o per un altro si fa licenziare, ecco. Diciamo che dice che lo hanno mandato via, ma lui diciamo, ha messo anche del suo per farsi licenziare. Così come racconterà, era stato sgarbato con dei clienti e quindi in quel negozio giustamente dal momento che la soddisfazione del cliente è al primo posto, quindi tu non puoi trattare male qualcuno, quindi come poi presto lui racconterà, quindi lo hanno mandato a casa. Torna a casa e la prima cosa che fa dopo giorni, contatterà un suo amico che si era sognato la notte prima, un certo Enrico, e da lì una serie di colpi di scena e di intrecci che non ti voglio, No, 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 anzi, lascia che e abbiamo il non vi modo di voglio leggerlo. svelare. Basta. Lo Ecco, la sua prendo vicenda e lo poi leggo. esatto, si incrocerà, ecco, la vicenda di Claudio si incrocerà con quella di Teresa. Ma vabbè, Quindi, ragazzi, sì. voi che ci state osservando, che ci state guardando da casa, vi consiglio la lettura L'autore scomparso di Massimiliano Camaratta. Max, dov'è che possono trovarlo? Dov'è che possono acquistare il tuo libro? E gli altri? Lo possono acquistare dappertutto. Feltrinelli, IBS, sullo store di You Can Print. Amazon lo consiglio di meno perché ha copie meno aggiornate, però IBS lo consiglio IBS, Feltrinelli e Mondadori li consiglio in primis. E in ogni libreria fisica, basta ordinarlo. Basta Benissimo, fornire ecco. scusate, basta fornire autore e titolo e te lo ordinano, qualunque Bene, libreria. bene, bene, almeno adesso sappiamo di trovarli a portata di mano. Ma anche My Life, se non sbaglio, è un altro libro che hai Eh, fatto. My Life è un altro libro particolare perché trae spunto dal mio vissuto. Ok. È più autobiografico, quindi. Sì, sì, è più autobiografico, poi alla fine ha un finale tutto particolare, quasi romanzato, che non voglio neanche svelare. Certo. Quindi My Life è Beh, chi ha voglia di vedere un po' più una guida a di tutti quelli che te, praticamente vogliono trovare quindi la loro strada, perché voglio.
Sì. Chi ha voglia di leggerti può acquistare anche My Life, quindi. Conquistare Malais è anche un libro a cui tengo molto, sono molto, diciamo, quasi affezionato a questo libro. Voglio fare il gentiluomo. Anche quello è un altro tuo romanzo, molto Anche questo è un simpatico. altro mio romanzo, sì, sì, sì. Molto E là simpatico. Non so se che, hai letto qualche cosa in rete, non e so, là tu che sì, che, ho sbirciato un po' le tue tu che cose, infatti sbirci sono un poco interessanti. dappertutto su di me. Eh beh, giustamente, mi sono fatta un po' una carrellata, poi ti seguo, ti ho seguito nei tuoi successi, quando man mano che Male. pubblicavi i tuoi libri me li sono un po' andati a guardare, a cercare. Diciamocelo pure, noi ci conosciamo da molti anni, così anche, Madonna, però, veramente? sì, veramente, dal 2014, Eh sì, quindi è facci stata... caso. Eh sì. Poi ho visto le tue evoluzioni artistiche, quindi ti ho seguito su tutte le cose che hai fatto e... E c'è stata una vera e propria evolution, anche se devo dire che in origine ci credevo un po' di più. Ora, forse man mano a mano che si va avanti nelle cose, No, si non perdere mai, approfondisce, cerca di non si comincia... perderla, No, sì, cerca sì, di no, 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 mantenere. no. Aspetta, fammi spiegare quello che voglio Sì, dire. sì. Volevo dire che inizialmente uno ci crede un po' di più, sogna, poi invece si tocca con mano che le cose non sono facili come sembrano, sono sempre più difficili, tocca con mano la realtà. Quindi inizialmente si sogna di più. Ma non smettere di sognare. Sei un artista, sei un Questo è creativo, importante. sei un Questo, istintivo. esatto, questo non posso mai smettere di esserlo. Poi, indipendentemente o meno dai periodi meno creativi e più creativi, l'essere quello che sono non me lo toglie mai nessuno, non me lo toglie nessuno. Questo lo Esatto. dico anche in My Life. Là, in questo libro affermo di essere nato quello che di fatti sono. Sono nato così, un artista. Infatti così ero da bambino e così sono adesso. Questo è il senso del libro. Beh, è giusto seguire la propria natura, bisogna lasciare libero Certo, di sfogare le proprie emozioni e chi noi siamo, il nostro essere, perché alla fine noi viviamo con noi stessi per tutta la vita. Le altre persone esatto. fanno solo parte del nostro cammino. Esatto, fanno parte ed tutti hanno un loro segmento, cioè ogni persona condivide con noi un tratto, poi per un motivo o per un altro, nel bene e nel male, poi se ne va. Anche questo insegno nel mio libro, in questo libro, così sul mio vissuto. Poi, comunque, dai, abbiamo la fortuna di avere persone che rimangono nella nostra vita. Esatto, ma non tutti rimangono, prima o Non tutti. poi, Vuol dire che era il destino che la loro vita, nella nostra vita, finisse. certo, finisse, Sì, o nel bene o nel bene o nel esatto. male. Eh, con qualcuno è finita male, purtroppo, ma anche questo purtroppo è un insegnamento. Tutti sono insegnamenti di vita. Tutti sono insegnamenti. Ma tu nel periodo di lockdown, con la pandemia, sei riuscito a creare di più? O questo ti ha portato un po' a essere meno sognatore? No, ho creato, di essere ho creato. Infatti sono nate opere un po' particolari, qualcuna forse non la trovi neanche, perché non ricordo di averla pubblicata, però Abisso infantile forse l'ho pubblicata, poi Ok, avrai modo di vederla. certo. No, è importante perché in quel periodo lì molti hanno dato sfogo alla loro creatività, altri invece si sono chiusi, altri hanno Si perso sono chiusi, sì, l'ispirazione. Tanti hanno smesso, sì, sì. tanti hanno continuato, tanti hanno cambiato passione, perché in quel periodo lì, in quello che stiamo ancora vivendo, ma un po', diciamo, sta andando un po' verso l'apertura, tra virgolette, però ha Ah, cambiato molto finalmente, le stiamo persone. andando verso la fine. Sì, ha cambiato un po' dentro, ogni persona l'ha vissuta a modo suo e ho sempre cercato anch'io durante che le trasmissioni, o comunque anche con gli amici, così di trasmettere il messaggio di continuare, di non mollare, di continuare a esprimersi, di trovare delle alternative, di mantenere sempre lo spirito alto, perché comunque anche l'arte ci aiuta, qualsiasi forma d'arte, che sia il canto, che sia la pittura, che sia la scrittura. Certo, a me di Sì. sicuro non ha fermato il lockdown, non mi ha Questo è fermato questo. importante. Eh, Questo è importante. Bene. Allora io ti Va saluto, bene, cara, ti è ringrazio di stato un essere piacere. stato in collegamento con me, ci vediamo molto presto. Tu sai che qua con Eliano ti aspetto in questo regno artistico perché Conegliano è città d'arte e del Sì. vino, quindi
quando avrai occasione sarai benvenuto qui da noi e niente, ti auguro una buona carriera, che le tue cose proseguano sempre nella direzione migliore possibile. I tuoi successi io li osservo e li guarderanno anche i nostri spettatori adesso che ti conoscono. Tra i tuoi libri, la tua pittura, insomma, mantieni sempre la linea di essere te stesso e di andare avanti, non mollare mai e crederci. Certo. Grazie mille Max. Ok, Super Vale, ciao, ci sentiamo presto allora. Ci sentiamo ok? presto. Ciao, Ciao Max. ciao. Eccoci tornati, adesso vi saluto. Vi ringrazio come sempre per essere qui con noi, che ci seguite. E ci rivediamo la prossima settimana, sempre qui su Veneto Globe. Seguite ogni appuntamento qua, perché non c'è soltanto la nostra rubrica Arte, Cultura e, ma ci sono tutti gli altri servizi sempre in questo canale, che poi oltre a essere tramite Facebook, tramite YouTube, tramite la app Veneto Globe, mi raccomando scaricate la app Veneto Globe, così siete sempre aggiornati. Ciao ragazzi, alla prossima!